Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, onorevole dottor Franco Manzato. Hanno giurato alle 13 a Palazzo Chigi, davanti agli occhi del premier Giuseppe Conte, i 39 nuovi sottosegretari e tra loro ci sono 4 veneti. Il trevigiano Franco Manzato, già assessore regionale all'agricoltura, sottosegretario alle politiche agricole. L'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci all'economia, entrambi leghisti. Il veronese Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle alla pubblica amministrazione e poi Riccardo Antonio Merlo, origini trevigiane, fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero, proprio ad esteri e cooperazione internazionale. Completa la squadra di veneti che hanno ottenuto una nomina in queste ore un altro 5 Stelle, il bellunese Federico D'Inca, questore alla Camera. In viaggio verso Roma, Manzato e Bitonci sono intervenuti in diretta alla Voce del Mattino di Antenna 3. La cosa più importante per i veneti non è la rappresentanza, ma il rispetto del contratto di governo, l'autonomia, la flat tax, perché l'abbattimento della pressione fiscale sarà determinante per rendere libere le imprese, gli artigiani, l'industria, per essere più competitiva nel mondo, non semplicemente a livello italiano. Firma Massimo Bitonci e riceve i complimenti del leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quello che so che mi impegnerò al massimo, sono sicuro che grazie anche a questa squadra di governo così molto giovane e molto anche affiatata riusciremo a ottenere dei importanti risultati per tutti, sia per i nostri cittadini ma anche per le nostre imprese che aspettano da tempo. E metteremo tra i primi punti all'ordine del giorno sicuramente il tema delle banche, che è un tema molto sentito soprattutto in Veneto, nella nostra regione che è stata colpita da questa crisi che ha investito migliaia e migliaia di risparmiatori veneti.